Tappa Raffadali della presentazione del libro di Simone Nastasi su Cuffaro. Cuffaro, tutta un'altra storia. La verità sul processo alla presidente dei siciliani. Gli interventi alla videogiornale. Daniela Spalanca. Com'è nata l'idea di questo libro e soprattutto è stato facile raccogliere il materiale per poterlo argomentare? Allora, l'idea è nata dalla curiosità di approfondire una vicenda come quella del processo all'ex presidente Cuffaro, che, come hanno definito gli stessi magistrati, è stata una vicenda complessa. Io aggiungo per alcuni aspetti un po' contorta, nel senso che ancora si presta a diverse considerazioni in merito ad alcuni lati poco chiariti ed io nel mio libro ho cercato di porre all'attenzione di tutti i lettori, che siano siciliani o meno, quali siano questi lati, soprattutto per quello che riguarda l'accusa infamante, così come è stata definita da Cuffaro, di aver favorito la mafia, quando invece egli ha sempre ribadito che la mafia l'ha sempre combattuta quando era presidente di tutti i siciliani. Una vicenda che si è conclusa con tanto dolore per lei e per la sua famiglia. Oggi la presentazione di un libro che cerca di chiarire alcuni aspetti di questo lungo processo. Ma Totò l'ha sempre detto, le sentenze si rispettano, l'ha rispettato la sentenza, si è sempre proclamato innocente perché non ha mai voluto, con la consapevolezza di aiutare la mafia. Oggi un giornalista di Roma ha approfondito gli atti processuali, ha fatto un libro che lo stanno presentando in tutte le province siciliane, oggi lo stanno presentando in provincia di Agrigento, a Raffadali, paese nativo Totò. Io sono molto orgoglioso che questo giornalista abbia avuto il coraggio di fare questo libro e sono altrettanto orgoglioso che abbia deciso di presentarlo a Raffadali. Il solito bagno di folla dal sapore antico, con quali emozioni oggi? Guarda, questo è un bagno di folla dal sapore antico perché c'è lo stesso affetto, la stessa affettuosità, lo stesso amore, ma ha un significato diverso, perché se prima qualcuno poteva pensare che quei bagni di folla fossero dati all'uomo di potere, io credo che qui oggi questo bagno di folla sia dato all'affetto che c'è nei confronti di una persona, ha un significato e un valore diverso. Qui non c'è più gente come qualcuno prima poteva pensare, che viene a chiedere prebende, c'è qui gente che viene a donarmi i loro sentimenti e il loro affetto, e per me questo bagno di folla è di gran lunga, ma di gran lunga di un significato maggiore, più bello e più profondo di quelli che ricevevo quando ero Presidente della Regione. Oggi siamo qui per il libro di Simone Nastasi, anche lei ha scritto un libro la cui prefazione è stata curata da suo figlio. Che insegnamento crede di aver dato alla sua famiglia? Beh, io mi sono sforzato di dire ai miei figli che la giustizia bisogna accettarla e rispettarla sempre, anche quando ti mette alla prova. Mi sono sforzato di lasciare loro l'insegnamento che le istituzioni vanno rispettate sempre. Credo in qualche modo di esserci riuscito, se è vero che mia figlia sta facendo il concorso in magistratura, vuol dire che ha capito che la giustizia è al di là dei fatti personali e credo che questa scelta di mia figlia sconfigga la mia sconfitta, nel senso che per me è una storia straordinariamente importante. Leggendo la prefazione del mio libro che ha fatto mio figlio ci si rende conto come è riuscito a valorizzare persino una grande avversità quale quella del carcere, riuscendo a tirar fuori dalla detenzione di un padre quei valori della famiglia, soprattutto il valore dell'assenza, così lo chiama lui, come una straordinaria occasione per crescere e per maturare.